Con mister Zironelli al termine della partita contro la Luparense, mister, si affrontavano due squadre in salute, è stato un primo tempo ricco di emozioni, un secondo tempo in cui i tuoi uomini hanno provato anche a rilanciarsi in avanti per cercare di trovare il pareggio, è terminata però 2-1 per la Luparense. Sì, è stata una partita molto maschia, nel senso agonistico molto elevato e ho visto poche giocate, però su una spizzata erano stati bravi a non andare in vantaggio e con furbizia e ci siamo cascati poi anche nel secondo gol sulla palla inattiva dove l'abbiamo fatta passare, quindi due disattenzioni così le paghi a caro prezzo, secondo me, però, perché poi non abbiamo rischiato niente, però abbiamo costruito poco, quello sì, dovevamo essere un po' più pazienti nel cercare le giocate, invece abbiamo accelerato delle cose che non si dovevano accelerare, però dai, è stata una partita un po' così, poi l'ultimo episodio è stato il più brutto, appunto nel momento in cui il portiere è in vantaggio, ormai la partita è finita e hanno voluto andare a giocarsela e poi si sono fatti male tutti e due, però mi sembrava lampante dall'anticipo del nostro portiere dove manca un minuto, ormai non ci devi più andare, però fa parte dell'esuberanza e mi spiace quello, però l'importante è che ripartiamo subito e con un po' più di cattiveria, soprattutto nella fase iniziale, i primi 20 minuti dove non abbiamo avuto quella cattiveria agonista. Dopo siamo stati bravi a recuperarla subito, siamo partiti con un'azione semplice, mettendo la palla su e abbiamo avuto un'occasione e poi corner, gol, quindi dovevamo farlo prima, ci siamo svegliati dopo 20 minuti, poi la partita sembrava indirizzata sul pari e all'ultimo minuto del primo tempo abbiamo preso il 2-1. Grazie mille mister. Grazie a voi.